Se si vuole realizzare uno Stato federale, così come scrive il governatore Zaia nella sua lettera ai cittadini del Sud, lo si dica apertamente. Qui ci giochiamo tutto non solo come movimento che ha preso i suoi voti al Sud, ma come cittadini del Sud, come professionisti del Sud e come gente del Sud. È di nuovo la senatrice del Movimento 5 Stelle, Paola Núñez, a intervenire sul tema dell'autonomia, sostenendo che per attuare questa forma di federalismo non basta la Costituzione così come è stata modificata nel 2001. Bisogna mettere mano a una riforma costituzionale più consistente e strutturale di cui tutti dobbiamo prendere atto e coscienza, coinvolgendo anche le realtà del meridione o in alternativa dando maggiori poteri al Parlamento per modificare il testo dell'accordo con le 3 regioni che attendono la cosiddetta autonomia differenziata. Pronta alla replica del presidente del Veneto Luca Zaia in questo botta e risposta che va avanti da settimane con la parlamentare pentastellata. La senatrice Núñez continua a sostenere che l'autonomia sia sbagliata, addirittura dice che la Costituzione sì, è vero che dà questa possibilità, ma questa possibilità porterebbe al disagio se non alla distruzione del Sud. Non è così, le regioni sono formalmente tutte uguali sulla carta, ma di fatto hanno delle differenze. La realtà non è quella che Núñez ipotizza, rincara Zaia. La senatrice dei 5 Stelle afferma trascura di mettere a confronto il livello delle tutele di cui usufruiscono i cittadini di talune regioni, ad esempio del Veneto, e i cittadini di altre. Ed è bene invece che adottando l'autonomia e applicando quello che c'è scritto in Costituzione, ognuno diventi responsabile, perché autonomia vuol dire responsabilità. Non è possibile che ancora oggi un pasto in ospedale in Veneto costi 8 euro e in giro per l'Italia arrivi a costare anche 10 volte tanto. Poiché le cose non vanno bene per la Repubblica nel suo insieme, poiché da Roma è impossibile attendersi propositi riformatori degni di questo nome, la Regione Veneto ha valorizzato quello che la Costituzione prevede, niente di più e niente di meno. Di positivo, sottolinea il governatore, c'è che Núñez ha finalmente detto che anche a lei questa Costituzione non va bene. Attendiamo con animo sereno la sua proposta di legge di modifica. L'autonomia agita però anche altre acque. La senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo vede in pericolo l'unità del Paese, mentre i sindacati confederali temono le conseguenze legate al conferimento di maggiori poteri alle regioni in materia di istruzione, chiedendo al governo di bloccare l'iter e chiedendo sul tema un ampio confronto parlamentare. Ma il percorso sta per giungere alla fine. Siamo alle ore cruciali, conclude Zaia. I nostri tecnici stanno scrivendo insieme al Ministero la bozza definitiva da sottoporre al Consiglio dei Ministri.